Questo libro, La morte viene dal passato, Nubi Scarlatte, è la seconda pubblicazione, come diceva anche Maurizio, che è un seguito del romanzo d'esordio che è l'ottava croce celtica, Nulla è come sembra, e che nel 2017 ha vinto il premio speciale della giuria alla nona edizione del premio letterario internazionale Città di Cattolica. Ed è arrivato finalista al concorso nazionale di narrativa e poesia Argentario. Parte così Giugno a Girgenti, il salotto letterario promosso dal Centro Culturale Pasolini alla libreria Le Pauline di Via Atenea. Un appuntamento tematico che ripercorre attraverso i libri grandi temi storici e politici in chiave moderna. Abbiamo tentato di trovare alcune pubblicazioni interessanti dell'anno, cioè del 2017, quindi da presentare fresche, quindi non andando a cercare testi, diciamo, di pubblicazione di altri anni, e il piacere, io ho iniziato pensando a dedicarlo quasi esclusivamente al romanzo e anche in questo caso al thriller, ma a romanzi. E però, come ogni anno, noi trattiamo anche altri, ricordiamo meglio, attraverso anche le pubblicazioni, momenti particolari della vita della Sicilia. Il romanzo è quello che avete visto, La morte viene dal passato. Ha scelto di ambientarlo, credo anche, visto che il personaggio principale è in Irlanda, e lo ha collocato, diciamo, in una realtà difficile. In questi giorni ne siamo nuovamente ricoinvolti dalle dichiarazioni che sono venute dai rappresentanti cattolici dell'Irlanda circa la preoccupazione per l'ingresso nel governo May del partito nazionalista dell'Ulster, riaprendo una dolorosissima ferita che negli ultimi 20 anni era stata, diciamo, pacificata ma non chiusa come vicenda. Quando mi sono messo a scrivere dovevo pensare a un'ambientazione, proprio perché il problema, specialmente per un lettore, è di non fare qualcosa che già altri hanno fatto, no? Io ho cercato di creare dei libri a effetto valanga, no? Cioè nel senso che il lettore sia spinto a domandarsi ma cosa succederà nel capitolo successivo, e sono dei libri strutturati come piccole scenografie. Non a caso uno degli articoli, delle recensioni uscite, è un libro che si legge come un film, no?